Gli internazionali d'Italia sono internazionali di tutti, sono internazionali di tutti i tennisti, di tutti i soci, di tutti gli appassionati, di tutti i circoli. E queste 20 tappe, di cui 2 nel Veneto, una a Vicenza e una a Treviso, permette a un giocatore o una giocatrice di dire un giorno: io ho partecipato agli internazionali d'Italia. Parte da Padova il cammino degli internazionali di Roma di tennis. Presentati oggi alla presenza di oltre 200 dirigenti di tutto il Triveneto, i tornei di Vicenza e Treviso che permetteranno di accedere ai tabelloni preliminari della prestigiosa competizione romana. Un tennista sconosciuto potrebbe quindi vedere realizzato il sogno di sfidare campioni come Nadal o Federer. Io immagino per un grande appassionato era un sogno. 2 anni fa, tra parentesi, uno che ha fatto questo ha giocato il primo turno a Roma, quindi non è una cosa impossibile, è una cosa bellissima, devo dire, non so chi l'ha inventato, forse spero che per il nostro presidente, però è una cosa che non si capisce perché non ci hanno pensato prima. Uno sport che attira sempre più praticanti, il tennis, anche nella nostra regione, come ci conferma il presidente veneto della federazione tennistica, il bassanese Mariano Scotton. E non conosce limiti di crescita, solo che si pensi che siamo arrivati a quasi 30.000 tesserati, 1.200 squadre, 500 tornei. Io sono presidente da una dozzina d'anni e siamo cresciuti da 11.000 a quasi 30.000 tesserati. C'è un grande fermento e la giornata di oggi ne è testimonianza.